Vi devo ringraziare a nome di tutti i cittadini moglianesi per come stanno operando qui a Mogliano Veneto, ma in tutta la provincia e di tutto il Veneto. Dall'assessore alla sicurezza Muraro un plauso ai carabinieri che hanno chiuso le indagini sulla rissa scoppiata lo scorso 27 agosto in via Zara, a 2 passi dal municipio di Mogliano. I militari della stazione moglianese, con il supporto degli equipaggi del NOR della compagnia e di una unità cinofila del nucleo di Torreglia, hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 8 giovani, 4 tunisini, 2 albanesi e 2 italiani, tutti di età compresa tra i 19 e i 26 anni, indagati ora a vario titolo per rissa aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito, ad affrontarsi sarebbe stato il gruppo composto dai cittadini tunisini da una parte e quello di italo-albanesi dall'altro. Non si conoscono i motivi che avevano portato allo scontro, con uno dei nordafricani ferito ad un braccio da un coccio di bottiglia con una prognosi di 20 giorni. L'indomani in via Zara i segni della violenza. Venendo a lavoro la mattina dopo ho visto delle macchie scure che, intuendo cosa fosse successo la sera prima, ho dedotto fosse sangue. Immediate erano scattate le indagini dei carabinieri che, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, erano risaliti agli 8 giovani. Ragazzi che purtroppo avevano causato una rissa, ma poi alle spalle, nelle perquisizioni a casa, è stato trovato un arsenale. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei 2 italiani di 26 e 20 anni, i militari hanno scoperto un tirapugni, un coltello a serramanico della lunghezza di 12 cm, circa 45 grammi di hashish, una replica a salve di pistola semiautomatica priva del tappo rosso, oltre a 3 pugnali di varie lunghezze e un bastone sfollagente telescopico di circa 50 cm. I 2 sono stati per questo denunciati anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi bianche. L'attenzione a Mogliano sul fronte sicurezza rimane altissima, implementata la presenza di carabinieri e polizia, mentre dalla sua il comune si è affidato alla vigilanza privata e sta incrementando il personale della polizia locale. Stiamo assumendo un nuovo ufficiale per la polizia locale, abbiamo assunto 2 nuovi operatori per la polizia locale. Polizia locale dotata di bodycam e da qualche giorno anche di 2 taser. Proprio alla luce della pistola elettrica, nell'ultima seduta di giunta l'amministrazione ha deciso di affidarsi ad un addestratore virtuale per la preparazione dei propri agenti. Un software nel quale gli agenti della polizia locale potranno, vedendo varie simulazioni di realtà che potrebbero succedere, come poter intervenire.